Liberamente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, incredibile, tenetevi forte perché c'è una notizia veramente insospettabile, una cosa che non avrebbe mai detto nessuno, una cosa controintuitiva che proprio non ci aspettavamo. C'è un rischio Sharia in Francia. C'è un rischio che molte aree della Francia cadano in una Sharia di fatto e c'è qualcuno che lavora perché questo accada. Incredibile, ma a parte l'ovvia ironia rispetto al fatto che chiunque, non dico abbia letto Michel Houellebecq, ma tenga gli occhi aperti sulla realtà, lo sapeva già. Qual è però la notizia invece effettiva e inquietante? È questo report dei servizi segreti francesi che è stato anticipato in parte da Le Figaro, parte rimane segretata, ma già gli estratti anticipati dalle Figaro superano ampiamente Houellebecq, il quale appunto ci racconta che c'è all'opera un tentativo di instaurare la Sharia in Francia, cioè la nazione che è qui a pochi chilometri oltralpe, una nazione chiave della storia europea, la nazione, se vogliamo, dei lumi, se vogliamo, di Voltaire, della République, del laicismo, anche retto come ideologia e che chi vi parla non apprezza particolarmente, però in quella nazione lì oggi 2025 c'è un rischio Sharia, lo dicono i servizi segreti francesi, non un'osteria di sovranisti alticci. E lo scoop è stato appunto delle Figaro e oggi monopolizza il dibattito soprattutto francese. Nel documento tra l'altro si legge che i fratelli musulmani operano come, virgolette, un'organizzazione con un modus operandi mirato a trasformare l'intera società e interi territori secondo i precetti della Sharia. Cioè, i fratelli musulmani sono un'organizzazione che ha un obiettivo di trasformazione politica e questo è l'Islam rivoluzionario, che vuole rivoluzionare la realtà della convivenza laica europea secondo i precetti della Sharia. Il testo sottolinea come questa minaccia si espanda in modo insidioso e progressivo, mettendo a rischio la coesione nazionale. Cioè oggi in Francia è a rischio il fatto che esista ancora qualcosa come la Francia. Questo è lo stadio a cui siamo arrivati secondo i servizi interni francesi. Tra le altre cose si paventa il rischio di un separatismo di stampo salafita, cioè che si creino una miriade di enclavi di fatto islamiste nel paese, per cui alla fine l'enclave sarà quella francese nel senso della convivenza e della civiltà europea. Si aggiunge che si stimano circa 130-140 luoghi di culto legati alla fratellanza musulmana, quindi fautori in qualche modo di questa politica e di questi obiettivi. Il rapporto evidenzia che ci sono anche alcune istituzioni scolastiche coinvolte in questa dinamica, perché lo schema, questo è noto, della fratellanza musulmana è raffinato, cioè non è la conquista manum famoso slogan "vi conquisteremo col ventre delle nostre donne", per cambiarne profondamente la natura di società francese ed europea. Si teme esplicitamente in questo documento una minaccia di sovversione dell'ordine costituzionale francese e si sottolinea che questa narrazione rischia di guadagnare terreno tra i musulmani comuni, cioè fa proselitismo questo schema della fratellanza musulmana, per questo è ancora più pericoloso. Allora capite che ovviamente di fronte a questo disvelamento, allo scoop delle Figaro, Macron si è dovuto svegliare dal suo torpore, ha dismesso un attimo il cappello da Napoleone, ha smesso di muovere carri armati a caso contro la Russia e si è occupato di quello per una volta che sta succedendo nel suo paese. Ha chiesto al governo di intervenire entro giugno e ha convocato un vertice con i ministri più importanti attorno a questo tema. Diciamo che noi potremmo dire a Macron bienvenue un peu tard. Un filino tardi si sta accorgendo di questa cosa e forse dovrebbe chiedere scusa alla politica francese che da anni paventa questo rischio, quella che al momento è esclusa dall'agone politico francese tramite sentenza giudiziaria, una tale Marine Le Pen. Sì, aveva ragione Marine Le Pen. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo